Mister, secondo anno alla guida del Portogruaro, l'anno scorso è andata molto bene e quest'anno a che cosa punta? No, allora, tanto da ripetere il campionato, che ripetersi è sempre una cosa molto difficile e già riuscirci e farlo sarebbe un successo. E poi come l'obiettivo credo che in questo campionato qua sia ben chiaro, soprattutto poi si è visto, no, come è andata l'anno scorso, per cui l'obiettivo principale è sempre quello del mantenimento della categoria, penso valga per tutti. E poi poi dopo quel che viene è tutto di guadagnato, ecco. Cosa ne pensi invece del girone? È un girone tosto, più dell'anno scorso perché 20 squadre, perché ci sono tanti turni infrasettimanali, perché ci sono 5 squadre che noi non conosciamo e poi perché comunque tante si sono rinforzate, magari l'anno scorso squadre che avevano fatto un po' meno di quello che dovevano fare si sono rinforzate, per cui per questo dico che già ripetersi sarebbe un successo perché il girone è veramente tosto. Per quanto riguarda il mercato, è finito il vostro mercato? C'è ancora qualche ciliegina che si aspetta? No, è finito e poi non so se in corso d'opera succede qualcosa, ma per ora noi siamo a posto così, io sono contento così, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e niente, sono contento dei ragazzi che ho e si fa il massimo con la squadra che abbiamo attualmente, ecco. Come li hai visti i ragazzi durante la fase della preparazione? No, bene perché si sono impegnati, hanno lavorato tanto e per cui si sta già formando un gruppo che è importante a livello proprio morale, ma facilitati anche dal fatto che ci sono state tante riconferme, per cui quelli nuovi si sono integrati in questo gruppo qua e niente, per cui sono contento, ecco. Il Presidente vi ha chiesto qualcosa in particolare? No, ma il Presidente è nella linea nostra, come l'anno scorso ci ha chiesto, a me l'anno scorso non mi ha neanche dato l'obiettivo, mi ha detto solo mister mi piacerebbe vedere un buon calcio ed è la stessa cosa, mi ha detto mi piacerebbe vedere un buon calcio, è ovvio che poi il mantenimento della categoria è comunque a livello di risultato, no? Quello è l'obiettivo. Poi se si riesce a farlo come l'anno scorso, bene, ecco. Ultima domanda, se mi dovessi paragonare il Portogruaro a un animale, che animale sarà quest'anno il Portogruaro? Eh, ma guarda, facciamo così, visto che ho mia figlia che fa nuoto e gli piacciono anche a me, spero che sia un bel delfino. Direttore, dobbiamo aspettarci qualche altra mossa per il mercato del Portogruaro o abbiamo Ma finito? credo che per adesso siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi, quindi mi sento di dire che per ora con l'ultimo arrivo di Cucchisi diciamo che possiamo essere contenti e diciamo che il mercato potrebbe essere sicuramente chiuso per il momento. Cosa si aspetta quest'anno dalla sua squadra? Ma noi quest'anno diciamo che visto l'annata dell'anno scorso sarebbe importante comunque ripetersi soprattutto dal punto di vista del gioco, dell'intensità e anche dei risultati. Sappiamo che ci aspetta un campionato forse piuttosto dell'anno scorso, ci sono squadre che non conosciamo, abbiamo trasferte logisticamente più impegnative, quindi sarà un campionato ancora più difficile. Io quello che ho chiesto alla squadra, allo staff tecnico e al mister che ormai c'è un feeling e siamo molto affiatati e comunque di andare sul lavoro dell'anno scorso e non stravolgere nulla, anche perché la squadra comunque sia per gran parte quella dell'anno scorso. Ecco. Quindi mi aspetterei di fare il campionato dell'anno scorso e sarei già felice. Adesso l'ho vista uscire dagli spogliatoi, come ha visto i ragazzi? Dopo la preparazione sono già in palla? Ma noi quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo fatto dei carichi di lavoro molto importanti che si sono visti anche negli amichevoli con gambe pesanti e quant'altro. Diciamo che l'obiettivo, noi non avendo neanche il preliminare di Coppa, è l'8 di settembre che è la prima di campionato. Poi abbiamo la prima ufficiale di Coppa, però diciamo che l'obiettivo è l'8 di settembre. Quindi anche in previsione di questo abbiamo fatto un programma di lavoro molto intenso e veramente tosto. Quindi adesso stiamo iniziando a smaltire i carichi, questa è una penultima amichevole, ci serve per affinare comunque l'intesa con i giocatori, un po' di amalgama e come dico, di svuotare un po' le gambe di tutti i carichi importanti che abbiamo fatto per farci trovare pronti.
L'ultima battuta, se dovesse paragonarmi il Portoguaro a un animale, che animale sarà in campionato l'anno prossimo? Ma noi l'anno scorso siamo partiti, io reputo una metafora della giungla, noi dobbiamo essere dei leoni perché dobbiamo avere la fame di sbranare tutti, parlo sportivamente. Poi l'anno scorso chi è venuto a vedere il Portogruaro aveva sempre davanti agli occhi una squadra aggressiva che comandava il gioco, che non mollava su ogni pallone. Ecco, io vorrei che siano anche quest'anno dei leoni in campo. L'ultimissima, il Presidente cosa cosa le ha chiesto? Ma il Presidente ci ha chiesto di fare come l'anno scorso, lui è un esteta del calcio, quindi di fare un buon calcio e di cercare di divertire i tifosi come l'anno scorso, sia in trasferta che soprattutto nella nostra casa al Mecchia, e ovviamente di raggiungere degli obiettivi sempre, se si può, un po' più ambiziosi dell'anno scorso. Io ho detto ai giocatori di aumentare l'autostima e di essere ambiziosi. Così secondo me sono due cose che se ce le abbiamo dentro e le coltiviamo sicuramente raggiungeremo degli obiettivi importanti. Capitano, secondo anno, cosa ti aspetti quest'anno dalla tua squadra? Innanzitutto aspettiamo di ripetere l'anno scorso, che per noi è stato un anno bello, dove abbiamo raggiunto un traguardo che all'inizio nessuno ci aspettava. Ovviamente dentro di noi c'è sempre la voglia di migliorare quello che abbiamo fatto in precedenza e ci auguriamo di riuscire a farlo. Che il rapporto con i nuovi arrivati com'è? Come sono? Ti trovo subito. No, diciamo che per fortuna è rimasto una base grande dall'anno scorso e è stato facile poi con i nuovi arrivi introdurli in un ambiente già che conosciamo bene, e penso che sia stato anche più facile per tutti così, avendo una base dell'anno scorso. È un girone molto duro, avete delle trasferte molto lunghe. Come pensi che sarà questo girone? Come hai detto tu, sì, ci saranno tante trasferte, sarà tanto impegnativo proprio del tempo nostro, che dobbiamo dedicare con i viaggi, con le trasferte, albergo, però anche il campionato penso che sia un campionato stimolante perché ci sono tante squadre che sono attrezzate e penso che un giocatore che gioca questo girone qua sarà contento di farlo. È già un vantaggio avere lo stesso mister per il secondo anno, avete fatto un buon campionato l'anno scorso, quindi quest'anno i tifosi possono aspettarsi un miglioramento. Partiamo dalla base dell'anno scorso, dal lavoro fatto l'anno scorso che è stato fatto molto bene, diciamo, e speriamo di riuscire a migliorare quello che possiamo. Cosa vuoi dire ai tifosi? E di stare sempre con noi, di venire, di supportarci il più possibile, che ci serve e sono essenziali per noi. L'ultima battuta, se tu dovessi paragonare il Portoguaro a un animale, che animale sarà quest'anno la tua squadra? Noi ci auguriamo che sia un leone, che non lascia niente di intentato, che prendiamo tutto, capiamo tutto quello che possiamo. Partita amichevole di lusso col Portoguaro, rincomincia la stagione per il Porto Mansuè. Come sarà quest'anno la tua squadra? Stiamo lavorando, abbiamo tanti ragazzi nuovi che si stanno integrando piano piano, questa per noi è la quarta partita, quindi insomma siamo ancora all'inizio, stiamo lavorando per costruire una squadra, speriamo importante. Sicuramente l'atteggiamento dei ragazzi è positivo e questo ci aiuta ad essere fiduciosi per quello che sarà il futuro. Come è andato il mercato? È soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene e chi è arrivato con la voglia giusta, ci sono le qualità giuste per fare un campionato sicuramente importante. Ai ragazzi che cosa dirai prima della prima partita? Li stai già torturando? Non ci ho ancora pensato in realtà, nel senso che arriveremo alla prima partita pronti, dopo quest'ultima amichevole abbiamo 2 partite di Coppa che ci aiuteranno ad avvicinarci a quello che però sarà l'obiettivo principale che è il campionato. La partita più difficile che secondo te ti aspetterà quest'anno? La trasferta più dura? Io credo che le partite siano tutte difficili, nel senso che non è un modo di dire, non è retorica, ma se non vengono affrontate nel modo giusto, gli ultimi 2 o 3 anni ci hanno insegnato che tutte le partite sono difficili, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Direttore, è finito il calciomercato per voi o c'è qualche sorpresa in arrivo? No, credo che il nostro calciomercato sia finito per questa sessione, dopo sai, non si sa mai se dovesse esserci qualche occasione, ma credo che dovremmo essere al completo. Cosa ti aspetti quest'anno dalla tua squadra?
Beh, guarda, innanzitutto mi aspetto che riusciamo a confermarci nelle zone nobili della classifica, dove il Porto Mansuè spero debba e possa stare. Le zone nobili vuol dire magari essere lì con quelle che possono lottare per i playoff o magari che per qualcosa di più importante se ci fosse la possibilità. Non ci tireremo indietro, ecco. Hai visto i ragazzi come sono lì? Hai visto la voglia? Guarda, ho visto una squadra motivata, una squadra che sta lavorando bene con il nuovo staff tecnico. Confido che queste sfide con squadre importanti ci possano portare all'inizio della stagione in modo appropriato, in modo positivo. Il presidente cosa ti ha chiesto? Il presidente è sempre molto, è uno di quelli che vuole vincere sempre, quindi l'obiettivo, come dicevo prima, è stare lì davanti. Dopo, quanto davanti lo dirà il campo.